Cari amici, cari telespettatori della Tenna TV, ben ritrovati qui nei nostri studi. Come vedete abbiamo ripreso a fare le nostre trasmissioni anche qui in studio e quest'oggi questo speciale sarà dedicato al nuovo volto dei servizi sociali. Sto parlando dei servizi sociali di Vittorio Veneto e per parlare in maniera ampia e dettagliata di questo tema ho il piacere di avere qui con noi in studio Antonella Caldart, assessore appunto al sociale del Comune di Vittorio Veneto. Benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie Federico, buon pomeriggio a tutti voi. Allora Assessore, ci ritroviamo e prima dell'inizio, prima della sigla, prima dell'inizio della nostra trasmissione stavamo così riflettendo sul fatto che ormai ricorre un anno dall'inizio della pandemia, di questo evento che ha stravolto, possiamo dirlo, sì, le nostre vite e anche il mondo del sociale, dei servizi sociali. Allora, prima di entrare proprio nel vivo del discorso, in quest'anno come è cambiato il lavoro dei servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto? Hai detto bene Federico, il Covid ha davvero stravolto la geografia di quella che è la situazione sociale anche del nostro comune ed ha delineato un'area che a noi era assolutamente sconosciuta, nel senso che da sempre i servizi sociali dei comuni si sono occupati delle fragilità note. Quindi un gruppo di persone, di famiglie, minori, insomma persone di tutte le età, particolarmente fragili che avevano bisogno del supporto dei servizi che poteva andare dall'assistenza domiciliare al supporto economico, al supporto all'educazione dei figli, alle famiglie, alle giovani coppie, eccetera. Quindi diciamo degli interventi ben delineati, chiari e che da sempre si sono poi strutturati, sono cresciuti ma con una identità ben chiara. Quello che è successo con il Covid è che la nostra società è cambiata. In modo particolare siamo di fronte ad un cambiamento del disegno, delle tipologie di utenti che oggi richiedono e hanno bisogno dell'intervento della società in generale e poi in particolare proprio l'intervento dei servizi sociali. Come intervento della società si intende un aiuto concreto. Esatto, un aiuto che però non necessariamente deve o può essere solo economico, ma un aiuto molto più ampio, e mi spiego. C'è stata e c'è in atto una vera e propria discesa, alterazione che però va sempre verso il basso, della struttura della nostra società, per cui persone che precedentemente erano in uno scalino di questa specie di scala sociale, per cui erano assolutamente in grado di far fronte alle necessità proprie della propria famiglia, sia in termini di bisogno che in termini di relazioni anche, avevano il proprio lavoro, la propria abitazione, si sono trovati e si stanno trovando in una situazione assolutamente nuova, imprevedibile ed imprevista. Quindi questo nuovo bisogno, che può essere appunto spesso, anzi quasi sempre determinato dalla mancanza, dal venir meno del lavoro, e quindi che crea bisogni materiali, pagare l'affitto, che è una delle richieste più frequenti che noi abbiamo, far fronte alle spese condominiali piuttosto che alla spesa di tutti i giorni, ma anche bisogni immateriali, quindi un bisogno di sentirsi ancora capaci di scrivere la storia. Si parla proprio di narrazione della propria storia, della propria biografia, continuare ad essere gli attori primi del proprio essere la persona che sei sempre stato. Ecco. Quindi noi ora stiamo lavorando su questi due piani. Ecco, quali sono che cosa avete messo in atto, diciamo, per far fronte a queste che, appunto, come ci diceva l'assessore Caldart, sono delle vere e proprie novità che vi siete trovati ad affrontare, che immagino gli operatori dei servizi sociali si siano trovati ad affrontare, quindi in un contesto diverso da quello all'interno del quale si operava da anni ed anni. Certo, è stata una rivoluzione anche per noi. Quando dico noi dei servizi sociali, ma anche le associazioni che con noi collaborano. Un lato, se posso dire, positivo di questa crisi è stato il rafforzamento delle relazioni tra
comune e le varie associazioni, parlo della Caritas, della San Vincenzo, della Croce Rossa, di 12 Ponti a Vittorio, cioè di tutte quelle associazioni, e non ne voglio dimenticare altre, che stanno davvero insieme creando quella rete di sostegno, di solidarietà, di sostegno, quella rete di salvezza quasi, no? Che impedisca soprattutto a questi nuovi fragili di uscire da una qualche forma di protezione. Da questo punto di vista all'interno dei nostri uffici c'è stata fatta veramente una rivoluzione e io non smetterò mai di riconoscere il valore della collaborazione di tutte le persone che lavorano negli uffici del sociale, dalla dirigente alla responsabile, le assistenti sociali e poi anche tutta la parte amministrativa, perché c'è stata una vera e propria chiamata alle armi, tutte hanno risposto e tutte sono state capaci di reinventarsi il lavoro, ovviamente mettendo a frutto le precedenti esperienze e le competenze. Quindi noi abbiamo agito da un lato alle emergenze. L'anno scorso, l'abbiamo già detto, abbiamo previsto per esempio tutti i buoni alimentari, circa 850 famiglie sono state aiutate, fra un mese partirà la seconda tranche. E abbiamo poi continuato dal punto di vista del sostegno alimentare, passato diciamo il periodo di emergenza sia grazie alla San Vincenzo, adesso hanno attivato anche il supermercato solidale, sia anche alla distribuzione dei dei pasti caldi sia direttamente che attraverso i piazzoni. Poi continuiamo ad avere, e davvero di questo siamo tutti grati, o supermercati o persone singole, associazioni che ci donano buoni spesa che poi noi mettiamo a disposizione di chi ha bisogno, e questo è un aiuto importantissimo. E poi abbiamo incentivato l'assistenza domiciliare perché abbiamo molti anziani che richiedono aiuto, magari sono rimasti senza la rete familiare, se non altro perché la famiglia magari è lontana. E abbiamo continuato appunto a fare anche i trasporti, a garantire i trasporti da e per gli ospedali, insomma c'è sempre aperto il nostro centralino d'ascolto che è anche molto importante perché telefonando poi gli assistenti sociali possono intervenire sui singoli bisogni. Questo dal lato diciamo degli aiuti tradizionali, da questo punto di vista sono aumentati i numeri, ma non la tipologia. Questa quindi è una forma di assistenza, vicinanza, eccetera. Mentre parlava l'assessore Caldart, penso anche alla solitudine che tante persone, ma non è detto che siano proprio per forza persone anziane, ma anche semplicemente adulti o così, che anche per questioni dettate meramente dai DPCM, dall'impossibilità degli spostamenti, eccetera, si sono trovate sole. L'esempio lampante, credo, a Natale quest'anno, insomma, quasi tutti abbiamo sentito la mancanza non solo dell'aspetto conviviale, diciamo, ecco, ma proprio degli affetti familiari, ecco. Quindi questo magari all'interno di nuclei familiari più piccoli o di persone con difficoltà ha un riverbero, credo, molto più importante, anche che si fa sentire di più. Sì, e questo è stato abbastanza naturale da constatare per la parte degli anziani, e quindi gli anziani, ce ne sono tanti di soli, hanno avuto e stanno avendo un supporto sia nostro, laddove possibile, sia anche di tante associazioni o anche vicini di casa, le parrocchie, cioè c'è stata una grande solidarietà. Più difficile è stato trattare invece la solitudine, per esempio, dei giovani o delle donne sole. Per esempio i giovani, e parlo proprio di giovanissimi, i bambini, i ragazzini che sono stati privati della possibilità di andare a scuola, hanno e stanno dimostrando delle conseguenze davvero gravi. Tant'è che nel nostro piccolo noi abbiamo proprio aperto questa settimana questo servizio di ascolto con una psicologa dedicata che darà in un colloquio 1 a 1 il supporto necessario a chi vi si rivolgerà, e parlo dei ragazzi dai 14 ai 21 anni presso l'Informa Giovani, il progetto Giovani di Vittorio Veneto, quindi lì basta telefonare e si prende appuntamento.
Però c'è anche un progetto molto più articolato che stiamo portando avanti insieme agli altri 27, siamo 28 comuni della nostra ex ULSS 7, diciamo, grazie ai servizi specialistici della nostra ULSS, che proprio in questi giorni lo stanno illustrando alle scuole per avere un supporto proprio di prevenzione di questa che può diventare una vera e propria patologia anche mentale, no? Per i ragazzini che sono stati per così tanto tempo lontani dalla loro normale rete di affetti. Per cui il tema della solitudine è un tema veramente importante ed ha riflesso anche in quello che dicevo all'inizio, cioè questi adulti che si sono trovati improvvisamente in discesa libera dal loro pianerottolo in cui avevano tutte le certezze e che ora si trovano veramente a guardare verso il fondo con grande paura, stanno soffrendo anche della mancanza di una rete che è una rete che non è mai esistita, quindi è una rete tutta da costruire, una rete di solidarietà tutta assolutamente da ricostruire. Quindi la vera difficoltà che noi abbiamo oggi, non parlo solo del mio comune, ma in generale perché ci si sta confrontando su questo tema, è di come individuare queste persone di cui noi percepiamo la presenza, ma non sempre riusciamo ad agganciarle, e dobbiamo anche far passare il messaggio che i servizi sono a disposizione anche per questo aspetto, cioè non è che uno che viene dai servizi sociali si deve sentire svilito perché non vi aveva mai fatto accesso prima, no? Noi dobbiamo riuscire a far passare il messaggio che siamo a disposizione anche proprio per supportare le persone nel loro cammino per recuperare le proprie potenzialità, perché ognuno di noi ha delle risorse. Il tema è come far sì che queste risorse oggi acquisiscano un valore per permetterci di rimetterci in gioco. Il rischio appunto è quello di scoraggiarsi, cioè di perdere la fiducia nel futuro, di perdere la speranza, anche perché appunto stiamo parlando di quello che è successo ormai un anno fa e nel corso di questi mesi, noi tutti credo mai ci saremmo aspettati un anno dopo di essere ancora alle prese non solo con le mascherine ma con le varie restrizioni che ci sono ancora in atto. E quindi proprio questa incognita nei confronti del futuro credo che sia uno degli aspetti che proprio preoccupano le persone, chi magari si trova in difficoltà lavorative o chi può avere altri problemi. Assessore, voi abbiamo parlato di un centro di ascolto per i ragazzi, però c'è anche lo sportello famiglia, che è una novità, diciamo, che avete formalizzato in queste settimane, in questo periodo, ma che eroga servizi che già da qualche mese. Vogliamo spiegarlo e dare qualche input ai nostri telespettatori prima della risposta? Stiamo facendo questa trasmissione e appunto ho invitato l'assessore qui in studio proprio per dare la massima visibilità, la comunicazione ai nostri telespettatori che ci sono queste opzioni, queste possibilità sul piatto che sono gratuite, non costano niente, ma sono degli strumenti che vengono messi a disposizione dei cittadini. Ecco, questa era la precisazione. Perfetto, precisazione importantissima. Allora, noi ci siamo resi conto che ci sono tanti piccoli aiuti, tante modalità per arrivare ad aiuti anche economici, se non informativi o di formazione, che vengono oggi un po' dalla regione, un po' dallo Stato, un po' dal comune, un po' dal distretto, dall'ULSS, eccetera. Per cui abbiamo cercato di capire quale potesse essere il modo per dare tutte le informazioni a disposizione in un unico luogo, che è un luogo fisico. Lo sportello famiglia ha una sede fisica presso l'Informacittà, dove era l'Informagiovani, sotto al Quadrilatero per intenderci, quindi è un luogo fisico con delle persone che rispondono di persona, sia anche virtuale perché è stato attivato anche online, quindi nel sito del comune trovate l'icona sportello famiglia. Tutte le informazioni, che significa il bonus bebè è aperto, il bonus per le famiglie fragili, presto partiranno i progetti per l'inserimento lavorativo, ok? I contributi che il comune ha messo a disposizione per le associazioni piuttosto che per le attività delle imprese, insomma tutto ciò che
sta venendo avanti, lo si troverà in un unico posto, quindi non bisogna impazzire a cercare, a chiedere informazioni. Lì c'è sia, ripeto, virtualmente, quindi in un unico sito. In questo momento il sito dà le informazioni e per alcuni bandi rimanda anche, c'è tutta la modulistica, rimanda anche alla compilazione online. Ma parlo anche di servizi come l'iscrizione al nido comunale, come l'accesso ai buoni mensa, l'iscrizione per avere i buoni mensa, quindi proprio tutti i servizi che riguardano la famiglia dalla nascita fino ai servizi per le persone anziane. E tutto ciò che verrà messo in piedi lo si farà confluire in quest'unico luogo, dove però, ripeto, ci sono anche delle persone vere, tra l'altro molto preparate e anche molto gentili, disposte e che sono lì proprio per aiutarci a capire come muoverci in quest'ambito. Anche per esempio, che è un tema che a me sta molto a cuore e che penso che sarà senza dubbio oggetto di discussione nei prossimi mesi, che è il tema del lavoro. Il lavoro, oggi sappiamo c'è il blocco dei licenziamenti, già vediamo dei segnali di diminuzione dei posti di lavoro, vediamo una contrazione del lavoro soprattutto femminile e soprattutto dei giovani. Perché? Perché le donne in modo particolare sono maggiormente impiegate in part-time, che quindi hanno visto spesso l'eliminazione dei posti di lavoro, oppure nei settori legati al turismo e a tutta la filiera legata al turismo, quindi pensiamo alla ristorazione, alle pulizie eccetera, quindi a tutti quei servizi che hanno visto una contrazione. Ora io temo, ma non lo dico io, lo dicono purtroppo i numeri, che con lo sblocco dei licenziamenti questi numeri andranno ad aumentare. Sì, è un'impennata. Certo. Forse. Allora, per esempio, per le donne, cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo? Noi siamo partiti, insieme alla Commissione Pari Opportunità del nostro comune, a fare un'indagine fra tutte le mamme dei bambini della scuola primaria e media per capire non solo come avessero vissuto il periodo del lockdown, ma anche per capire se fra tante ci fossero nate delle idee che possano diventare forme di imprenditoria. Faccio un esempio: quante donne si sono messe, che sapevano usare la macchina da cucire, si sono messe a fare mascherine. Ok, rimarrà un hobby o questo può divenire in qualche modo, può sfociare in qualche modo in una piccola attività imprenditoriale? Quelle bravissime a cucinare si sono messe a fare pasti caldi per tutti, rimarrà una cosa fra amici e amiche oppure può divenire un'attività imprenditoriale? Ecco, noi ora che abbiamo tutti i dati abbiamo capito che tante sono le idee che potrebbero divenire proprio attività imprenditoriali e quindi tornare al discorso di prima, cioè aiutare, in questo caso le donne, a ricostruire la propria narrazione di vita, quindi la propria biografia, no? Quindi rinascere, usare la crisi come momento di rimettersi in gioco, rinascita. Organizzeremo da fine marzo fino a fine giugno, quindi nei periodi probabilmente più critici per il lavoro, degli interventi per, si dice in termini inglesi empowerment, cioè ridarci la forza o ridarci gli strumenti per avere la forza per rimetterci in gioco. Quindi da un primo approccio anche proprio di capire il meccanismo e capire se di automotivazione, diciamo, rimettersi in gioco, fino poi ad avere degli aiuti concreti, cioè capire come si può avere un finanziamento da una banca, avere un po' di infarinatura di educazione finanziaria, capire per esempio come l'e-commerce oggi possa aiutarci e in che termini, insomma degli incontri molto specifici, molto pratici, e avremo poi anche la possibilità, grazie a associazioni che ci stanno accompagnando, di aiutare 1, 2, 3, 4, quelle che saranno giovani donne, magari anche con degli aiuti economici, per poter veramente attivare far partire la propria attività. Ecco, credo che questo sia un esempio di come anche un comune, che ovviamente non è lo Stato, non è la Regione, possa però in qualche modo aiutarsi ad aiutare. Ecco, quindi queste sono, alcune sono idee, altre stanno prendendo forma, ecco, e in questo rimpallo abbiamo parlato delle famiglie, abbiamo parlato dei giovani, tutto è sociale, insomma.
io parlo anche con un insegnante e quindi torniamo al tema dei giovani con le ripercussioni che hanno avuto anche, per esempio, così, le attività del progetto Giovani, tanti progetti che l'anno scorso, nel mese di marzo, sono stati congelati. Ecco. Innanzitutto lei dal suo osservatorio, ce lo diceva anche prima, quali preoccupazioni vede per il mondo giovanile, che ripercussioni ci saranno da quest'anno, che ormai inizia a essere e sarà sicuramente più di un anno, di mancanza di relazioni, non mancanza di scuola, ma insomma scuola con la didattica a distanza come ben sappiamo. Che tipo di ripercussioni ci potranno essere e sempre con la sfera di cristallo, che cosa si può mettere in campo per arginare magari delle problematiche che potrebbero derivarne? Sì, la scuola è strategica. Io credo che riaprirla in presenza per tutti, in sicurezza, sia veramente fondamentale e sia un esempio di grandissima e di vera civiltà. Perché senza la scuola, senza l'educazione, senza la cultura, senza la socializzazione che la scuola permette, non si può andare da nessuna parte. I primi risultati negativi purtroppo, li ho già detti prima, li vediamo anche noi, cioè noi in questo momento come servizi sociali abbiamo 165 minori in carico, che sono un numero enorme per un comune come il nostro, e sono ragazzi che in qualche modo sono entrati in crisi anche a causa di questa emergenza, di questo essere stati costretti all'isolamento. E parallelamente ci sono famiglie che vanno in crisi, perché la famiglia non è pronta ad avere un figlio che è sempre stato un figlio normalissimo, no? Con le normali relazioni sociali, e che lo vede che si rinchiude in se stesso, che non parla, e ancora una volta è un problema nuovo, quindi anche la famiglia non sa o non è pronta ad affrontarlo. Quindi i percorsi di formazione per i genitori che noi abbiamo messo in piedi, che stiamo mettendo in piedi, noi abbiamo per esempio un percorso che facciamo insieme al SERD, all'ULS, quindi di formazione per i genitori dei ragazzini della scuola media, che è continuato l'anno scorso anche durante il Covid e riprende proprio a giorni ancora una volta, è sempre molto apprezzato, abbiamo sempre numeri molto alti ed è molto utile perché entra proprio nello specifico delle problematiche nuove che i genitori si trovano ad affrontare anche a causa del Covid, di questo isolamento, di come relazionarsi ai figli. Quindi non può la scuola vivere o pensare di riprendersi da sola, ci vuole tutto ciò che la scuola sta facendo degli sforzi enormi, cioè i singoli istituti, i singoli insegnanti, i singoli dirigenti scolastici stanno facendo degli sforzi enormi. Passi avanti tecnologici di migliaia. Certo, ma anche proprio di crescita di pensiero, mentalità anche, certo. Perché c'è stata una rivoluzione improvvisa a cui i bravi insegnanti, i bravi dirigenti scolastici hanno cercato di far fronte anche proprio con risorse mentali nuove, non solo economiche, questo è molto importante, risorse di pensiero. Però ricordiamoci che non possiamo abbandonare la famiglia, perché la famiglia in questo momento, che magari ha nuovi problemi legati proprio a mancanze di lavoro, al fatto di aver dovuto vivere insieme in spazi ristretti, cioè tutti i problemi conseguenti, pensiamo alla violenza sulle donne per esempio, che è aumentata, e le donne spesso sono anche mamme. Ecco, la famiglia non può essere abbandonata, per cui dobbiamo lavorare veramente ai fianchi della famiglia insieme, la scuola. Noi abbiamo un tavolo scuola-territorio dove decidiamo insieme, programmiamo insieme gli interventi, perché la scuola ci dice quali sono le problematiche che loro sentono, noi percepiamo le problematiche dal punto di vista degli assistenti sociali e cerchiamo di incrociare i dati e di dare quindi una risposta adeguata. Ma in questo momento anche i servizi dell'ULS sono strategici, perché i problemi che ho io a Vittorio li ha lo stesso Codogné, Conegliano e Sanfior, quindi i tavoli a cui stiamo lavorando, e vi assicuro che ci passiamo ore ogni giorno, sono proprio finalizzati a condividere il pensiero e a trovare un percorso quanto più comune possibile. Quindi l'importanza di fare rete tra ovviamente istituzioni, e realtà del territorio. Anche prima l'assessore Caldart ci citava le varie realtà che
quotidianamente si confrontano con queste problematiche, e il confronto sta anche nell'individuare le nuove tipologie di problematiche e di bisogni, di esigenze da parte della popolazione che sono emerse giocoforza nel corso di quest'anno. Assessore, mi pare che abbiamo parlato un po' di tutto, quindi ricordiamo sportello famiglia a Vittorio Veneto all'Informa Giovani, quindi in Piazza del Popolo al Quadrilatero, quindi centralissimo, se non sbaglio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17:30, Perfetto, spero di non aver perfetto, sbagliato. Bravissimo. Ecco. Comunque ci vuole la prenotazione per entrare, quindi vi consiglio di telefonare prima per prendere appuntamento. Certo, certo. E poi dicevamo lo sportello appunto per i più giovani, questo spazio Out loud. Esatto, di ad ascolto. alta voce. Esatto, dedicato ai più giovani, ecco. Poi i percorsi per genitori che adesso vengono pubblicizzati attraverso le scuole, quindi tutti i genitori che vorranno accedervi avranno direttamente le informazioni, i vari bandi che stanno uscendo, quindi contributi statali, comunali, regionali, tutto allo sportello giovani. E poi, se posso, mi è venuta in mente un'altra cosa credo importante, sempre in questo percorso proprio di recupero delle proprie competenze, no? Per rimettersi in gioco, al di là di questo percorso sulle donne, che spero dia dei buoni frutti, c'è anche il tema magari dei più giovani. Allora, noi abbiamo in atto un progetto europeo, si chiama Stimulart, che è tutto incentrato proprio sulla promozione, diciamo, delle imprese culturali creative. Quindi parliamo soprattutto di questo tema della creatività a livello di impresa. Normalmente sono giovani quelli che hanno le idee migliori, che sarebbero pronti a mettere i loro servizi a disposizione degli altri. Il tema è: tutto questo mondo della creatività come può davvero essere utile oggi ad un mondo più complesso, che è quello della grande impresa, delle imprese medio-grandi, e soprattutto come fanno a farsi conoscere? Perché magari noi abbiamo delle potenzialità grandissime, ma il messaggio non arriva a coloro che ne potrebbe essere il fruitore. Ecco, per cui ci fa gioco avere questo progetto europeo con i relativi fondi in questo momento, perché stiamo proprio lavorando con questo mondo dei creativi che non necessariamente, attenzione, devono essere fisicamente qui. Perché con tutte le nuove tecnologie ci può essere benissimo che un'impresa creativa dia un servizio fisicamente a Firenze, che ne so, o a Trento, però lo dia ad un'azienda del nostro territorio e viceversa, no? Quindi lo sforzo che stiamo facendo in questo momento è di mettere insieme domanda-offerta, sia a livello di conoscenza di quali siano i servizi e quale sia la richiesta. Venerdì, per esempio, c'è proprio un incontro tra i rappresentanti delle filiere produttive, anche, no? La Confartigianato, la CNA, Un'Industria, l'Ascom, eccetera, da una parte, e tutta questa rete di chi può dare i servizi, per capire quali servizi vengono richiesti e che risposta si possa dare. E poi l'altro sforzo che davvero con la Giunta, con il Sindaco Miatto, speriamo di riuscire a concretizzare prima della fine del nostro mandato, è quello di avere anche un luogo fisico dove poter far installare, far coabitare anche e lavorare insieme questi giovani creativi, di modo da avere un hub dove i servizi vengano offerti anche insieme, no? In modo coordinato alle aziende che ne abbiano bisogno. Quindi anche questo è un modo in più anche per attirare i giovani. E parallelamente ci piacerebbe, ma penso che ci riusciremo, a realizzare, a finire, a completare il progetto del recupero del Palazzo Piazzoni a Serravalle, che nel nuovo progetto prevede la realizzazione di appartamenti per giovani coppie, quindi per giovani. Era nato 10 anni fa con l'idea di fare mini appartamenti, no? Con il rischio che poi abbiamo visto che vadano a finire magari alle persone più fragili, a tanti anziani. Ora abbiamo pensato: diminuiamo il numero degli appartamenti, ma rendiamoli più grandi e fruibili, quindi anche da giovani coppie, pensando proprio, approfittando anche del fatto che il Covid sta facendo aumentare la richiesta di abitazioni in luoghi sani come il nostro, vicini alla natura, alla montagna, perché tanto si lavora ormai quasi sempre a distanza. Sì, Quindi sì. in questo il Covid ci sta dando una mano.
Cerchiamo di cogliere ciò che di positivo c'è, se si può trovare. Allora, io ringrazio. Ultima domanda. Come è cambiato il vostro essere amministratori da un anno a questa parte? Dunque, mi ha avvicinato tantissimo alle persone, nel senso che se prima io sono una che tendenzialmente, insomma, a me piace stare con le persone, però prima magari le persone ti chiedevano un appuntamento per qualche problema specifico ed erano soprattutto le associazioni. Adesso hai un contatto giornaliero con le persone, molto spesso deve avvenire attraverso un vetro, magari attraverso il telefono, ma non importa. Comunque c'è uno, se posso dire, dei lati positivi che il Covid ci lascia, è che si sente proprio la necessità di ristringere e consolidare i rapporti tra le persone. I rapporti diventano molto molto più veri e questo sta succedendo anche a livello lavorativo, perché lavoriamo così tanto e sempre gomito a gomito, siamo sempre lo stesso gruppo di persone lì al sociale, alla scuola. No, gomito a gomito non si può, sempre con le mascherine, ma comunque ci sono stretti anche dei rapporti personali che senza dubbio aiutano, no? Anche ad affrontare le difficoltà. Grazie Assessore per averci dato questa ampia panoramica su quello che è il mondo dei servizi sociali a Vittorio Veneto, ma abbiamo voluto intitolarlo proprio Il nuovo volto, perché le cose sono cambiate negli ultimi mesi e è giusto sapersi reinventare a seconda ovviamente delle esigenze. La Tenda TV è sempre qui a disposizione anche per creare questo filo diretto con i cittadini. Spesso, possiamo anche dirlo, riceviamo noi stessi delle telefonate da qualche telespettatore che dice: ma ho sentito parlare di questo, dateci qualche informazione. Ecco, quindi siete un bel punto, un bello sportello anche voi. Sì, ecco, non abbiamo un centralino, no, però insomma cerchiamo di fare da tramite. Grazie all'assessore Antonella Caldart, assessore al sociale di Vittorio Veneto. Io chiudo questa puntata, questo speciale qui dai nostri studi della Tenda TV. Appuntamento alla prossima.